nessuno mentre ed è giusto in realtà il suo commento. Sì, a nessun autore ti è ispirato. Sì, mentre tu dici a quale autore ti può essere ispirato una voce di disturbo dalla destra e urlava nessuno, e ha ragione, sono messo d'accordo, ha ragione nel senso che sì, cioè, forse c'è una chiave di originalità che lui dimostra che c'è un esperimento, però ovviamente ci sono degli autori che nei quali ho riconosciuto più quello che mi interessava narrare, ma sono sepolti nell'adolescenza, forse nella gioventù, letture che hanno contato, e però sono sempre autori, quasi sempre autori mitteleuropei, e non c'è quasi nessun italiano, oppure latinoamericani, e quindi per rimanere un po' nella filone della pet letteratura di cui parla Kundera, forse la dimostrazione, come accade alla nostra generazione, che non è detto che anche se ci esprimiamo nella lingua italiana deve esserci un'influenza che viene dalla letteratura italiana, per me è così. E quindi magari conta di più, non so, Vargas Marquez, Juan Rulfo, e poi dall'altro lato Kafka, Bernard, Peter Hanke, Elis Canetti, non so, che raccontano delle realtà molto più vicine a Valdagno, a Dürrenmatt ad esempio, che non, appunto, mi è stato fatto notare che Pirandello però ha fatto un periodo in Svizzera e anche di Sciascia, tutto sommato, quindi ci sono anche gli autori italiani in cui ci si può ritrovare sicuramente, raggiungono quel livello di universalità ovviamente, però per quanto mi riguarda io proprio sempre mi sono sentito più stimolato da autori che raccontavano delle realtà più mitteleuropee perché mi ricordavano di più la realtà vista nel periodo in cui si narra incriminato. E poi per quanto riguarda il passaggio dalla scrittura giornalistica, non è stato facile togliersi il mestiere dalle mani. Io ho scritto per molti anni, fin da ragazzo, da giovane, per un giornale, anche per diversi giornali, e quindi avevo proprio, e ancora un po' ce l'ho volendo, il mestiere nella mano, cioè avevo la capacità di scrivere in maniera giornalistica, anche apprezzato, però molto automatica ormai, perché dopo tanti anni io appunto è un dito che a volte si ripresenta comunque, però proprio conscio di questo, per passare a una scrittura diversa che potesse dire di più, perché mi sentivo i legami troppo stretti della scrittura giornalistica, ho scritto, non dico a vuoto, ma ho riempito molte pagine per periodi molto lunghi, e mi sono tolto questa scrittura giornalistica dalle mani ed è cresciuta una scrittura narrativa che mi pare, a detta di alcuni, non risenta dell'esperienza giornalistica, quindi in qualche modo non è la scrittura narrativa che viene da un giornalista, quanto mi pare di aver capito dal letto. E quindi no, non è stato facile, per qualche cosa sono venuti degli anni e c'è avuto un esercizio specifico anche di grande produzione, a volte inutile, di masse cartacee, per me non inutili comunque, perché erano anche momenti di difficoltà ma anche di grande gioia creativa.